New uguale nuovo ed il New Basket San Donà, sin dal nome tradisce una ventata di novità nel basket regionale, in modo particolare in quello del Basso Piave, territorio dove il sodalizio fondato nel 2012 vuole diventare il punto di riferimento della palla a spicchi. Un'ascesa fatta di opportunità, sfruttando al meglio ogni porta lasciata aperta per garantirsi d'ufficio lo scorso anno un primo salto in C-Silver, mentre in questa stagione un secondo in C-Gold. Sì, la nostra società nasce nel 2012 e nasce a fronte di una situazione cestistica del Basso Piave che era un po' in declino e l'obiettivo era quello di riportare in auge quello che era il movimento cestistico sandonatese e con quest'ottica quindi siamo nati e nel 2013 abbiamo svolto i primi campionati FIP. Siamo partiti con il settore giovanile e ad un certo punto abbiamo introdotto la prima squadra che ha militato in promozione. E poi nel 2019-2020 abbiamo fatto il campionato di promozione e poi abbiamo avuto l'opportunità di acquistare i titoli dal Limena per la C-Silver. Il campionato scorso purtroppo non si è giocato per la pandemia e quest'anno abbiamo ricolto una nuova opportunità dataci dalla federazione che aveva riaperto i termini per la C-Gold ed eccoci qua. In tutta questa ascesa il pericolo principale è di scontrarsi con l'inesperienza a palcoscenici di questo livello di gran parte dei giocatori. Questo è uno dei pericoli sicuramente perché il passo è stato notevole, siamo consapevoli di tutto questo, partiamo da matricole con scarsa esperienza, abbiamo cercato comunque di mettere a punto una squadra che avesse il giusto mix di giovinezza e anche di maturità per poter andare a svolgere questo campionato, ovviamente lo affrontiamo con la massima umiltà perché così deve essere e cercheremo di fare del nostro meglio, il nostro obiettivo è quello di consolidare il ruolo in questa categoria per diventare il faro che deve trainare tutto il nostro settore giovanile. Una squadra quindi che è stata rinforzata con l'inserimento di 4 elementi che la C-Gold l'hanno disputata. Vedi Nicolò Zamattio e Nicola Ruffo, rispettivamente centro e play provenienti dallo Jesolo, dal play guardia Francesco Coassin, dal basket leoncino, di Enrico Vanin, play in uscita dalla Serie B dell'Empoli, e di Giovanni Benzon, un'ala piccola che lo scorso anno ha giocato a Milano. A questi si aggiungono i confermati Tommaso Twiss, Enrico Di Laurenzio e Pietro Coassin, assieme ad un cospicuo numero di giovani espressione del settore giovanile sandonatese. Una squadra non altissima che dovrà pertanto sopperire al gap in fatto di centimetri sfruttando altre caratteristiche. Le caratteristiche sono obbligate, diciamo, cioè questa sarà una squadra che sicuramente dovrà correre, sicuramente dovrà difendere, sicuramente non dovrà imporre appunto un certo ritmo per ovviare a delle carenze che abbiamo noi strutturali, soprattutto sotto canestro, dove non abbiamo centimetri che ci permettano di fare un gioco lento e che si basi appunto sui nostri centri. Quindi sarà una squadra che per forza di cose dovrà sfruttare proprio la sua freschezza e la sua spregiudicatezza. Un New Basket dunque frizzante, per una buona parte espressione di un settore giovanile che può contare sui grandi numeri. Sì, diciamo che prima della pandemia erano tali. Noi contiamo quest'anno di avere un ritorno sui numeri pre-pandemia e ovviamente per fare questo ci siamo attrezzati con un settore tecnico adeguato che guarda anche con molto interesse la parte anche del mini basket, che è comunque il bacino dal quale poi si attinge per portare avanti le squadre del settore giovanile. Staff tecnico dunque di rilievo per i giovani e soprattutto idee molto chiare. Responsabile del settore mini basket è l'ex nazionale Meris Brissa. Siamo consapevoli che avere una base forte vuol dire poi anche costruire un settore giovanile e una prima squadra forte. I nostri programmi saranno di fare attività nelle scuole per diffondere la passione e questo sport bellissimo che è la pallacanestro e riempire sempre di più i nostri gruppi mini basket sia maschili che femminili, quindi bambini e bambine li aspettiamo in palestra. Sarà quello di ripartire anche con i tornei e i campionati mini basket per fare in modo che i bambini si divertano il più possibile e possano tornare a divertirsi con la palla da basket in mano.